La spiaggia va vissuta nel modo giusto, nel modo corretto, anche con le nuove situazioni, ma che non devono fermarci totalmente, ci fanno fare e organizzare le cose in un modo diverso. Residenti e turisti ballano sulla battigia di Cavallino Treporti in rigido distanziamento anticontagio, in una coreografia diffusa su 13 km di spiaggia. Il coronavirus ha cambiato molte cose e l'allarme del rischio contagi non si è ancora esaurito, circostanze che cambiano le modalità con cui si organizzano gli eventi anche nelle località di vacanza. Quest'anno alcuni eventi non sono stati possibili, non era prudente farli, volevamo assolutamente premiare la sicurezza e quindi abbiamo pensato ad eventi o fissi, stabili, in posizione ferma, oppure eventi come questo, il flash mob su tutta la spiaggia, nei 13 km di arenile, che significa danzare per stare assieme, per sentirci vicini agli altri, per un senso di appartenenza a un territorio, insieme con le associazioni, ma anche per la ripartenza. I programmi naturalmente all'inizio erano altri, ma si è voluto comunque offrire un segno di ripartenza e normalità, per coinvolgere dal Faro di Cavallino a quello di Punta Sabbioni tutta Cavallino Treporti, in segno di ripartenza e aggregazione nel rispetto delle regole. Noi avevamo pensato ad un grande abbraccio lungo 13 km su tutta la costa qua di Cavallino Treporti, su tutta la spiaggia, proprio un abbraccio al mare. Chiaramente oggi non è possibile farlo, quindi abbiamo pensato ad un flash mob organizzato nella parte di spiaggia qua libera, con tutte postazioni distanziate, in modo che le persone possano farlo in assoluta tranquillità.